Inchiesta sulla gestione dei migranti a Cona, parla il procuratore di Venezia. Verifichiamo se ci sono stati guadagni illeciti nei servizi della cooperativa. L'inchiesta nata dalla morte della migrante nel gennaio dello scorso anno. Quanto accaduto è una nuova dimostrazione che il sistema di accoglienza e gestione dei flussi di migranti ha fallito. Le parole del governatore del Veneto sul caso Cona. 2 cugini macedoni residenti a Conegliano e Susegana espulsi dall'Italia erano sostenitori della Jihad e in contatto con reclutatori dell'ISIS, operazione antiterrorismo condotta dalla Digos. Dal processo a Roma su Veneto Banca una possibile svolta per risarcire gli azionisti dell'ex Popolari, il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa San Paolo. Indagini della squadra mobile di Venezia per individuare i responsabili della violenta aggressione ad un clochard francese grave in ospedale. Al ghetto ebraico di Venezia la cerimonia per il giorno del ricordo, commozione per le vittime della Shoah e un'intesa comune con la regione far diventare la ricorrenza un appuntamento di piazza con le scuole. Ho sdoganato i veneti ubriaconi, pretendo la cittadinanza. Oliviero Toscani a Treviso per il rilancio di fabbriche del marchio Benetton torna col sorriso sulla polemica diventata un tormentone. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, l'inchiesta su Cona e sulla gestione dei migranti da parte della cooperativa incaricata. Tra gli accertamenti da verificare se si configura anche il reato di associazione a delinquere, visto anche l'ipotetico coinvolgimento di 2 alti funzionari della prefettura. E allora sentiamo le parole del procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Con il fascicolo aperto su Cona, ovvero sulla cooperativa di Padova che gestisce l'accoglienza migranti, dopo il blitz di ieri della Guardia di Finanza con 2 alti funzionari della prefettura, un uomo e una donna, nel mirino della Procura di Venezia, ora sarà da accertare se vi sia stato un guadagno illecito da parte dei soggetti citati, ovvero un'ipotesi di truffa. Così oggi il procuratore capo di Venezia. Stiamo accertando i contatti avuti tra i funzionari e i titolari di Cona, quelli che gestivano Cona, per vedere esattamente quali e in che modo sono stati tenuti questi contatti. E stiamo valutando le modalità di esecuzione dei contratti che la gestione di Cona ha avuto con lo Stato italiano tramite prefettura, quindi la valutazione di come è stato applicato quel contratto, se sono stati rispettati tutti gli elementi che dovevano essere rispettati oppure no. Ecco, questa è l'ipotesi di indagine. Indagini avviate da oltre un anno, ovvero avviate dopo la morte della profuga 25enne della Costa d'Avorio a inizio gennaio del 2017. Tutto questo è nato da una serie di segnalazioni della Polizia Giudiziaria e direttamente a questo ufficio che ci ha spinto ad aprire un fascicolo e a fare degli accertamenti. Certamente il discorso della morte della ragazza, che non c'entra assolutamente nulla con questa indagine, è avvenuto all'interno di Cona e quindi è stato un campanello. Al setaccio degli investigatori l'appalto assegnato alla società che gestisce l'accoglienza migranti a fronte del corrispettivo economico erogato dalla prefettura. Al momento non si indagherebbe, ha specificato il capo della procura, che a Cacorner ci possono essere state delle cosiddette talpe. Una cosa è avvisare domani ci sarà l'ispezione, una cosa è parlare di talpa all'interno della prefettura, cosa che non è assolutamente emerso. Tra l'altro il prefetto ha chiaramente collaborato con l'attività di indagine, quindi è stata data tutta la documentazione che abbiamo richiesto. Si dice poco sorpreso il governatore Zaia all'indomani di quanto accaduto ed emerso dalle indagini della finanza. Bisogna cambiare rotta definitivamente, dice. Non mi sorprende il fatto che si leggano queste notizie, perché vedo che da mesi nelle cronache nazionali è un ritorno sempre di inchieste rispetto a chi gestisce il mondo dell'immigrazione. Questo ci fa ovviamente ancora di più pensare e motivare sul fatto che dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare atteggiamento, e penso che l'unico atteggiamento possibile oggi sia quello di dire aiutiamoli a casa loro.
Non è troppo sorpreso il governatore veneto di quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, che hanno acquisito la documentazione negli uffici della società, nelle abitazioni dei 4 indagati della cooperativa che gestisce Conetta e nella sede della prefettura di Venezia, dove risultano 2 indagati per rivelazione di segreto d'ufficio. Zaia si dice invece sorpreso del fatto che l'ex base non sia ancora stata sgomberata. Io ero rimasto fermo al fatto che doveva essere sgomberata, vedo che non accade questo, prendo atto di tutti i disagi che ci sono e non sono pochi a carico di questi cittadini, è la dimostrazione che il sistema dell'accoglienza e soprattutto della gestione dei flussi migratori ha fallito. Non possiamo garantire ospitalità nei nostri territori, parlo in Italia ma parlo anche del Veneto, quando sappiamo con certezza che l'80% di chi arriva, di coloro che arrivano, non sono profughi, poi alla fine non saranno riconosciuti come profughi, ma sono migranti economici. Allora noi diciamo ancora una volta prima il Veneto, ma non è un atto di razzismo, è la volontà di ricordare che se c'è una persona in difficoltà prima si aiuta un cittadino del nostro territorio. Abbiamo circa 500.000 persone che stentano a sbarcare il lunario a fine mese, arrivare a fine mese. A Due Carrare un'altra inchiesta è aperta sulla partecipazione della Edeco ad un bando SPRAR. Sentiamo. Quando vengono scoperte delle anomalie è un segno positivo, vuol dire che la rete di controllo funziona e quindi in qualche modo mi rasserena. Preferisce guardare al lato positivo di questa vicenda il sindaco di Due Carrare Davide Moro. Dal suo comune è partita un'indagine per presunte anomalie nella partecipazione di Edeco, ex Eco Officina, ad un bando SPRAR, il cosiddetto sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che approderà in tribunale il mese prossimo e coinvolge anche una funzionaria della prefettura. Un requisito fondamentale per partecipare al bando SPRAR era avere maturato 2 anni pieni nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo. L'unica cosa così che stonava un attimo era il fatto che il 6 gennaio era il giorno della Befana. I controlli del caso abbiamo anche chiesto di avere gli originali di questa convenzione siglata tra la cooperativa e la prefettura e questo originale sinceramente non l'abbiamo ancora avuto. Ecco. Ed ora parliamo invece di terrorismo, con l'espulsione dall'Italia di 2 soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi, 2 macedoni che abitavano tra Conegliano e Susegana. Radicalizzati al punto da essere pronti a partire per la Siria per combattere nelle file dell'ISIS. Le Digos di Venezia e Treviso hanno imbarcato ieri sera alle 19 su un volo per la Macedonia 2 fratelli di 46 e 44 anni, originari di Boroec, residenti rispettivamente a Susegana e Conegliano, dopo che il ministro dell'Interno Marco Minniti ne ha firmato l'espulsione dall'Italia. Rischio terrorismo dunque. A titolo preventivo la Questura di Venezia ha voluto eseguire il rimpatrio prima dell'avvio degli eventi legati al Carnevale. Abbiamo fatto un rush finale per raccogliere tutto, ma essere in condizioni di eliminare dal territorio nazionale persone potenzialmente pericolose, proprio anche in concomitanza ovviamente del Carnevale che è imminente. I 2 sono sospettati di aderire a un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Le indagini sul territorio avevano confermato che erano in assiduo contatto con imam islamici salafiti, a loro volta impegnati nel reclutamento di foreign fighter da inviare sul fronte tra Siria e Iraq. Questi avevano intrapreso in prima persona, già dai primi mesi del 2016, un profondo e strutturato percorso di radicalizzazione, tale da ingenerare in essi l'intenzione di partire per la Siria. Più di un anno di indagini, approfondimenti sul materiale sequestrato nel marzo scorso, libri, video. I presupposti per l'arresto non c'erano, la magistratura ha quindi dato il via libera alla successiva emissione del provvedimento di espulsione. All'arrivo degli agenti, i 2 che svolgevano nella Marca lavori saltuari non hanno avuto reazioni violente. Sorpresa per il provvedimento, ma superata la sorpresa poi si sono chiusi in un silenzio. Ed ora il caso delle Popolari, il giudice di Roma ha aperto la possibilità di chiedere i risarcimenti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza direttamente a Intesa San Paolo. Per i risparmiatori è davvero la svolta. Hanno diritto di chiedere il risarcimento dei danni che naturalmente dovranno essere accertati a Intesa San Paolo.
È la svolta per gli azionisti azzerati di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che puntano ad un risarcimento per gli investimenti in azioni delle due banche. Nell'udienza penale del processo di Veneto Banca a Roma, il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, affermando che il decreto che ha disposto la liquidazione delle due banche è sospetto di incostituzionalità e che il contratto di cessione stipulato tra Intesa e la liquidazione di Veneto Banca ha efficacia solo tra le parti e non vale ad escludere la responsabilità di Intesa nei confronti dei terzi danneggiati azionisti di Veneto Banca. Ha sciolto la riserva, invece ha appunto autorizzato a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, in quanto appunto ha affermato che il decreto legislativo 99/2017 è sospetto di incostituzionalità. In pratica, secondo il giudice, ad essere a rischio è la par condicio dei creditori, una decisione che rischia di rappresentare un precedente anche per le migliaia di risparmiatori della Popolare di Vicenza. Se la linea del legale trevigiano dovesse tenere anche nei successivi gradi di giudizio, potrebbe dunque aprirsi una nuova fase sul fronte dei risarcimenti. È un paletto importante, senz'altro, la materia è la stessa, noi abbiamo chiesto anche nell'ambito del procedimento popolare di Vicenza di poter essere autorizzati a citare come responsabile civile Banca Intesa, vedremo cosa disporrà il giudice di Vicenza. Diciamo che non è improbabile, anche sulla scorta del provvedimento emesso oggi a Roma, che anche lì saremo appunto autorizzati a chiamare Intesa come responsabile civile. Dalle liste per le politiche il Movimento 5 Stelle ha tolto Geodore Mandreatta, l'ex gestore dell'Hotel Adele, tra l'altro era inserito al secondo posto e quindi con buone chance di entrare alla Camera. Al suo posto Giacomo Bortolan, sentiamo. Il Movimento 5 Stelle usa le forbici e taglia le liste uscite dalle parlamentarie. Alcuni candidati sono spariti, non si vede più. Gedorem Andreatta, candidato per la Camera. La sua è una corsa finita tra le polemiche, malesseri che vi abbiamo documentato noi di Rete Veneta. Molti elettori non gli perdonavano di aver gestito l'Hotel Adele, quello dei profughi, proprio quel business dell'accoglienza, legittimo ma contestato e discusso, contro cui si è schierato anche il Movimento 5 Stelle, per poi candidare proprio Andreatta. Un contrasto stridente ed evidente. Forse per ristabilire i conti con la coerenza oggi i grillini rimettono mano alle liste, ma senza comunicazioni ufficiali. Zitti zitti. Ed ora siamo alla cronaca da Venezia, violenta aggressione, un clochard è stato picchiato e gettato in acqua e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale cittadino, le indagini della squadra mobile. È stato trovato in acqua, ormai allo stremo delle forze. A lanciare l'allarme un passante che ha visto il corpo galleggiare. Si tratta di un clochard trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino in stato di ipotermia. Sul volto i segni di un'aggressione. Colpi in pieno viso, probabilmente è stato preso a pugni. Il senzatetto è ricoverato in gravi condizioni. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi dell'Arsenale. È stato un cittadino che ha visto l'uomo tra i 40 e i 50 anni, probabilmente di nazionalità francese, galleggiare in acqua. Ha subito allertato il 113. Sul posto è arrivata la polizia che ha ripescato il senzatetto ed ha chiamato il suo M118. Immediate le indagini. Gli investigatori sono risaliti al posto dove l'uomo dormiva. Il giaciglio è stato distrutto. Che cosa sia accaduto e il motivo dell'aggressione è al vaglio della polizia, che sta visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ci sono in zona. Non solo, ma sarebbe arrivata in quelle ore una telefonata alla questura. Un testimone avrebbe visto un giovane picchiare un clochard proprio nei pressi dell'Arsenale. In quella zona c'è una casa dell'accoglienza e quindi sono diversi senza tetto che girano fra l'Arsenale e Campo della Tana. Nessuno però sembra sapere chi sia la vittima dell'aggressione, né tantomeno cosa possa essere accaduto. Potrebbe essere stato picchiato e poi essere caduto in acqua, ma più inquietante sarebbe che il suo aggressore lo avesse colpito e poi gettato nella gelida laguna. Sale ovviamente la paura fra i clochard. La polizia ora sta indagando. Ci spostiamo ora nel Padovano. A proposito di sicurezza, non solo l'area vicino alla stazione è in difficoltà a causa dello spaccio, a pochi passi dal centro. Sentite che cos'è accaduto: un clamoroso furto in gioielleria.
Via Beato Pellegrino, pochi passi dal centro, strada di passaggio con negozi e appartamenti, eppure ecco che i ladri riescono a rubare 80.000 euro di diamanti da 70 carati in un istante, un'azione rapidissima. La sicurezza è una spina nel fianco per la città, non solo la stazione con lo spaccio imperante, anche una strada popolosa come via Beato Pellegrino può essere poco sicura, a raccontarlo una residente protagonista di un tentativo di truffa. L'altra sera, lunedì sera, quindi le dico anche il giorno esatto, mi bussano alla porta, apro e questa qui che si spaccia per una dell'Enel, era una ragazzetta e ho detto vai via perché infatti e ho chiuso la porta. Ieri invece nella gioielleria al Civico 107 2 persone si sono presentate al titolare come commercianti di preziosi interessati a degli acquisti. Dopo aver visionato i brillanti hanno chiesto al gioielliere di riporli in una scatolina. Da qui, approfittando della presenza di altri clienti, è venuto lo scambio con una scatoletta vuota. Nel frattempo i due sedicenti commercianti si erano già allontanati. Nell'ultimo tempo, continua la residente, la situazione in città è peggiorata. E adesso è un disastro, sia sotto il salone che la mia amica qualche giorno fa le hanno portato via la borsa proprio sotto gli occhi di tutti in pieno giorno. E non c'è. Mi descriva qui di via Beato Pellegrino, cosa fanno queste persone? Sono persone brutte che se lei, cioè io sto sempre nell'angolino di là con la borsa a tracolla che adesso l'ho tolta perché non c'ho nulla, però se no se ho qualcosa la deve tenere qua davanti a tracolla. Incontro oggi in Regione, il tema è quello dei FAS, al momento sono 34 i ricorsi presentati, il ricorso più recente è quello di Miteni che evidenzia danni per 98 milioni di euro, ma la Regione oggi ha annunciato che andrà avanti. Noi ovviamente non ci fermiamo, anzi continuiamo per la nostra strada come abbiamo sempre fatto in questi mesi, oggi forse con qualche motivazione in più, perché le prime persone che dovrebbero aprirci le porte per vedere in realtà cosa c'è sotto ci presentano un conto di 94 milioni, oltre che ovviamente non ci aprono le porte. Se questa è la risposta ne prendiamo atto e avanti per la nostra strada. Da Trissino a Venezia, dove ormai il sindaco Davide Faccio è di casa, come primo cittadino e dunque responsabile della salute pubblica per il suo comune, nel seguire le operazioni per la bonifica dell'acqua, un lavoro a 4 mani con ARPAV Veneto, coordinato dalla Regione e per ora dalla stessa finanziato. Purtroppo il costo si aggira dai 2 ai 3 milioni l'anno, ma non c'è limite fino a che non ci saranno nuove adduzioni. La Miteni ha chiesto lo stop ai carotaggi a maglia stretta presentando un ricorso al TAR contro Regione, ARPAV, Provincia, Consorzio di Bonifica, Alto Vicentino Servizi e proprio contro il Comune di Trissino, chiedendo un risarcimento di 98 milioni di euro, ma la Regione oggi ha decretato che si va avanti perché la salute delle persone viene prima di tutto. Fino a che non troviamo l'esatta soluzione di questo problema noi andremo avanti. Il cambio dei filtri in questo momento sta rendendo sicuramente a zero le molecole con 6 atomi di carbonio e 8 atomi di carbonio, e appena si comincia l'evidenza di quelle a 4 atomi di carbonio, seppur ancora non normate, i gestori già cominciano il cambio dei filtri. Questo sta permettendo che in questa zona ci sia l'acqua più sicura d'Italia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio ed oggi a Venezia cerimonia commemorativa dedicata alle vittime della Shoah con un appello speciale della Regione dopo la posa della Corona d'Alloro, anche il ricordo delle vittime di un gruppo di studenti di Treviso. Sentiamo. Qui abitava Leone Dina, nato nel 1942, arrestato il 5 dicembre 1943, deportato ad Auschwitz, assassinato il 26 febbraio 1944. Qui abitava Gisella Campos, nata nel 1873, arrestata il 9 settembre 1944, deportata ad Auschwitz, assassinata. Diverse le scolaresche in quello che fu il primo ghetto d'Europa, oggi a Venezia nel giorno della memoria, con le autorità civili e religiose anche i ragazzi della terza F della Coletti di Treviso raccontano le pietre d'inciampo, targhe commemorative di quanti furono deportati nei lager nazisti da dove non fecero ritorno. Cannareggio 1150, qui abitava Riccardo Brandes, nato nel 1917, arrestato il 27 luglio 1944, deportato ad Auschwitz, assassinato.
Il racconto per ricordare un'altra data storica, 27 gennaio 1945, giorno in cui viene liberato il maledetto campo di Auschwitz. Le pietre d'inciampo nascono e si inseriscono in un qualunque ambiente urbano e ne diventano parte integrante. Memoria che deve scorrere lungo l'elaborazione del ricordo stesso. Perché noi dobbiamo ricordare, certo purtroppo quello che hanno fatto a noi, ma quello che è stato fatto alla società, perché le leggi razziali hanno spaccato la società italiana, hanno reso peggiori gli italiani. Educare i ragazzi anche contro le sponde di deriva nazista di certi adulti. E attraverso l'antisemitismo che si è addirittura verificato negli stadi, il fatto che è stata l'immagine di Anna Frank è stata veramente deturpata nel corso di una manifestazione sportiva. Bene, queste cose qua ci devono dire che dobbiamo lavorare soprattutto nel campo dell'educazione. E oggi, nella breve ma toccante cerimonia dedicata alle vittime della Shoah, davanti al monumento L'ultimo treno, l'appello della regione: mai più un ghetto semideserto quale quello odierno. Per il prossimo anno daremo una mano ad organizzare un avvenimento più pubblico. Non è una semplice celebrazione per le istituzioni, questo è un appello che faccio ai cittadini, non come colpa, ma potremmo magari il prossimo anno pensare nell'organizzarla anche in maniera magari più visibile, fare in modo che questa piazza sia piena e sia un momento di ricordo e di preghiera. Oggi a Ponzano la presentazione di Fabbrica Circus, a margine le parole di Oliviero Toscani sull'eterna disputa con i veneti che ha definito ubriaconi. Ha fatto pace con i trevigiani e con i veneti? Ma sono loro? Ma no, ma c'è qualcuno che non ha il senso degli humor. Ma io pace da sempre, figuriamoci. Però quella cosa degli ubriaconi ha fatto molto fastidio qui. Comunque ragazzi, c'è una sentenza della Cassazione che mi ha dato ragione. Lamentatevi col giudice, no a me. Scusate, basta, piantatela lì. C'è una sentenza, quindi siete così con sentenza ufficiale e dovete ringraziarmi, così almeno vi ho sdoganato. Senta, anzi vorrei un monumento, vorrei la cittadinanza onoraria veneta dalla Lega. La Lega, se avesse un po' di humor, purtroppo non ce l'ha, se avesse un po' di humor mi darebbe la cittadinanza onoraria. Da abile comunicatore qual è, Oliviero Toscani chiude così, chiedendo di fatto di far parte del popolo di ubriaconi, la polemica infinita con i veneti. E lo fa al suo rientro ufficiale in questa terra, proponendo il circo di Fabbrica, manco a dirlo, come alternativa al bere. Frequenteranno Fabbrica, sarà un posto, si frequenta, invece di andare al bar si viene qua. E l'illusionista? L'illusionista, no, ci saranno anche quelli, ma inviteremo il mondo qui. Un'operazione creativo-mediatica con Toscani grande domatore della comunicazione. Lei pensa che i veneti sappiano comunicare o devono imparare molto ancora? No, sicuro? Beh, è logico che sanno comunicare, madonna. Divertenti, i veneti sono divertenti, sono estremi. Insomma, dai. Queste domande, sti veneti, mi domandi dei siciliani. La differenza tra siciliani e veneti allora? Che loro sono al sud, voi al nord. Devo dire una cosa, loro grondano di sangue nella loro ironia, no? Voi siete, grazie anche all'etilismo antico, etilismo atavico, siete più leggeri, siete più divertenti, i veneti ridono molto di più che nel sud. No, ma è vero, ma non solamente i veneti, se lei va in paesi scandinavi, sono tristi così, seri come voi, i comandi, poi alla sera diventate divertenti. È vero che i veneti sono divertenti. Weekend ancora all'insegna del bel tempo, ma attenzione, torna la nebbia. Tempo asciutto, nessuna pioggia all'orizzonte, ma attenzione perché per questo weekend torna a far capolino la nebbia. L'Italia infatti verrà raggiunta dall'anticiclone delle Azzorre. Il cielo si presenterà localmente coperto soprattutto al mattino, nella giornata di sabato, e poco nuvoloso nel pomeriggio. Con la presenza dell'alta pressione però ritornano anche le nebbie che saranno localmente diffuse sulla pianura e anche persistenti per buona parte della giornata. Temperature in aumento termico con valori massimi che raggiungeranno i 10-12 gradi, mentre le minime scenderanno a 6-7 gradi. Non ci saranno grossi cambiamenti per la prossima settimana,
Qualche novità invece le porterà il mese di febbraio. La prima parte vedrà ancora la presenza dell'anticiclone delle Azzorre, quindi con tempo decisamente nebbioso sulla pianura, con la nebbia che potrebbe persistere anche per molte ore del giorno, ampiamente soleggiato sui rilievi. Un cambiamento è atteso attorno all'inizio del mese di febbraio, quando aria più fredda dovrebbe raggiungere tutta l'Italia. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche nebbia sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto giornata all'insegna del tempo stabile, sarà anche piuttosto soleggiato, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali addensamenti, ma senza altri fenomeni degni di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori minimi tra 2 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata un po' grigia sulla nostra regione, locali foschie mattutine su Goriziano e Triestino, ma migliora presto. Cielo parzialmente nuvoloso sui restanti settori, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, minime tra 4 e 10 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bella giornata all'insegna del tempo asciutto e stabile anche sulla nostra regione, dove sarà piuttosto soleggiato, possibili soltanto locali foschie sulle vallate dell'Alto Adige, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime tra 5 e 10 gradi, minime tra 1 e 3 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.